fuoco! Voi non sapete niente, vero? Vi hanno cucito la bocca. Avete perso la memoria, straccioni. E voi sareste quelli che vogliono cambiare il mondo, morti di fame. Ecco che cosa siete. E morti di fame rimarrete. Ma quando è che aprirete gli occhi? Che la rivoluzione l'avete persa prima di cominciarla. E anche tu sai chi è. È uno dei capi della vostra rivoluzione e voi non lo conoscete. Noi sappiamo bene chi è l'uomo che si nasconde sotto il nome di El Santo. Ma dov'è? Dov'è? È questo che vogliamo sapere. Al muro! Puntate! Pronti! Fuoco! La cena è servita. La sorveglianza su questi passi va rinforzata subito, stanotte stessa. Potete sguarnire invece Passo Diablo e Passo del Corvo. Nessun carico di munizioni riuscirà mai a passare per quelle strettoie. Ma domani dovremmo trasferire Killer Kid a Fort Knox e la sua banda potrebbe tentare un'imboscata. Rimanderemo la consegna di quel bandito. Qui è al sicuro e poi l'esecuzione è fissata tra 15 giorni. In questo momento è più importante occuparsi del traffico di armi. Washington ci segnala una grossa partita di armi governative con tanto di marchio dell'esercito che sta per essere consegnata ai guerriglieri messicani. Se cadessero in mano al governo messicano, ne potrebbe nascere uno spiacevole incidente diplomatico. Mi spiego meglio. Bill, sei tu? Abbiamo nelle mani il più pericoloso pistolero del West e ce lo facciamo soffiare sotto il naso. Una fuga perfetta. E neppure una traccia. Bravi. Che efficienza. Ma chi le Sergente Mulligan, ricordatevi. Lo voglio vivo. Abbiamo già ritirato gli uomini da Passo Diablo. Se ha preso quella strada, a quest'ora è già in Messico. Fate partire subito altre 2 pattuglie e bloccate i 2 passi. Non è detto che Killer Kid conosca gli ordini che io ho dato soltanto questa notte. Voi potete andare.
Sergente Mulligan, è sottinteso che metterete subito agli arresti i responsabili della fuga di Killer Kid. Devo riavere quell'uomo vivo. Ne va della mia promozione. Voi, capitano, informate il comando messicano della fuga di Killer Kid. Da parte nostra metteremo una taglia. Una grossa taglia. $5.000. Ma attenzione, Garrison. $5.000 di taglia per Killer Kid vivo. Ho detto vivo. Se ha passato la frontiera ce lo riporteranno intatto. I bravi messicani. Bene. Che splendida giornata, Barnes? Invece avrei scommesso la testa che oggi pioveva. Ogni volta che c'è da consegnare un carico a quei vidocchiosi, giù, acqua a catinelle. Ah, caffè finalmente. Ragazzi, ce n'è per tutti. Grazie. Stanotte c'è stato un movimento lungo il confine. Non ci sarà qualcuno a Washington che ha cantato? No, sta tranquillo. Ma, e quello è il carico? Sì. Vediamo. La solita roba, eh? No, non la solita. Stavolta qualcosa di meglio. Un campionario delle armi dello zio Sam. E proviene direttamente dai magazzini dell'esercito. Bel lavoro, eh? Se ci beccano, questa volta una corda al collo non ce la leva nessuno. Questo bandit D emana quei 4 straccioni. Gente che non sa nemmeno se è viva o morta. Ah, la rivoluzione mi fanno ridere. La terra devono zappare. Schiavi sono e schiavi devono restare. Su, coraggio, va. Sì, sbrighiamoci. La merce ti scotta e non vedi l'ora di passarmela, eh? La consegna deve venire prima del tramonto. Sta tranquillo, ci vediamo a Jackson col malloppo. A proposito, ma chi glieli dà tutti quei soldi? Non saranno mica falsi. Questa volta me li voglio guardare uno per uno. Sì, sì. Senti, quando torno fammi trovare un bel bagno caldo e 2 puledre a 2 gambe. Ma belle, eh? E calienti. Fammi bere. Ehi, eccoli. Saludos, amigos! Il vostro fedele Vilar vi dà il benvenuto. Cico, offri da bere agli amici. Grazie, abbiamo ordine di ripartire subito. Come volete. Ma dopo un viaggio così duro fa piacere rinfrescarsi il becco. E la merce? È tutta tua. Hai portato il denaro? Come? Hai sentito che ha detto? Se abbiamo il denaro. Pablo, porta il denaro. Quanti carichi mi hai consegnato fino ad oggi? Ti ho sempre pagato, no? Ma prima voglio vedere la merce. Cico, controlla. Apri e guarda. Fa presto.
Un momento. Eccolo qui, oro sonante. Ecco, tutto a posto? Tutto a posto, è roba buona. Hanno mantenuto la promessa. Con tanto di marchio dell'esercito americano. Ma dove le fabbricano? Come si chiama il posto? Non sapete mai niente, ma funzionano. Bisognerebbe provarle. Va bene, eccoti una pallottola. Ecco, bravo dai. Dai, sbrigati. Un momento, un momento. Prima vediamo se sputano bene con questi aggeggi. Non si può mai sapere. Chico, funzionano. Bel colpo, eh? E il santo non approverà, Villar. Ma che ti prende? Per un solo carico rischiamo di bloccare il rifornimento di armi alla rivoluzione. Sta tranquillo, diremo che sono stati governativi. Fidatevi di Villar. Non ti arrabbiare, Sam. Io non lo sapevo che c'eri anche tu, Sam. Maledetto bastardo! Ci ripagherai questi morti a peso d'oro! O la rivoluzione ve la farete con i bastoni? La rivoluzione è povera, signor. La rivoluzione? Puh! Volete fare la rivoluzione rubando? E questo è il Vangelo di El Santo? No. Bel colpo! Un signore come lui che si abbassa a usare sistemi degni di un killer. Dia El Santo che si mette a rubare galline. Questo è il mestiere per lui. E questa è roba nostra. Io non volevo rubare, lo facevo per aiutare quei poveracci. Non ti ammazzo perché tu possa riferire a El Santo. E la prossima volta pagherete anticipato. Non potremmo fare metà per uno e chiudere l'incidente. Ricordati, Villar, la prossima volta ti ammazzo. Se ci sarà una prossima volta. Sta a sentire. El Santo non deve sapere niente. È un brav'uomo, ci crede in quello che fa. Ma io e te siamo di un'altra razza. Dividiamo. Reggimi il gioco, tanto che hai da perdere. Questa è per El Santo. Sono i dettagli per la consegna del grosso. 2000 carabine. Se Barnes si fiderà ancora. Andiamo! Aiutatemi, signor, per la Vergine Santa. Era un ordine del vostro capo? Oh no, è stata un'iniziativa di Villar, quel pazzo scatenato. Acqua. Acqua. È troppo preziosa l'acqua per un cane di rivoluzionario.
La tua pistola. È troppo veloce, non posso lasciartela. Vero, Mr. Scott? O meglio, Killer Kid. C'è una grossa taglia su di te. Peccato che ti vogliono vivo. Che magnifico bersaglio saresti. Io e te dobbiamo fare due chiacchiere. O anche tu hai perso la memoria. Lo vedi questo? Ha reso loquaci un sacco di persone, ha sciolto centinaia di lingue. Scioglierà anche la tua. Allora, ti sta tornando la memoria? Dove è nascosto il santo? Parla! Ha un mucchio di soldi con sé. Le armi per la vostra rivoluzione, è lui che le paga. Parla! Ti piacerebbe mettere le mani sul malloppo, Kid? Ma purtroppo non sei libero. Lo saprò prima o poi, lo scoprirò dove si nasconde. Ci sono tracce di un carro, vanno verso l'interno. È quello degli americani. Forse concluderemo due affari nella stessa giornata. Tu, Felipe, prendi 3 uomini e scorta i prigionieri al comando. Vada, ne rispondi con la tua pelle. Avete a che fare con Killer Kid. E tu, non costringerli a sparare. Un Killer Kid morto vale meno di una carogna. Acqua! Acqua! Ma sì, portagli l'acqua. Dai. Sì. Acqua! Dobbiamo muoverci di qui. Dove andiamo? Al tuo pueblo. Voglio incontrare il santo. Non posso assicurarti che lo vedrai. Sta tranquilla. Ti puoi fidare. Pablo! Pablo! Oh, Santa Vergine! Oh, che cos'hai?
Pablo, com'è successo? È tutta colpa di Villar. Ha assalito gli uomini di Barnes e io sono stato ferito. Dice che Villar ha sparato senza essere stato provocato. Caprone. Quello che ha detto il ragazzo è vero. Perdere 6 uomini così e con il rischio di attirarci addosso i governativi. Ehi, Ortiz! Che succede? Quello chi è? Ha salvato Pablo. Pablo? E allora? Ci ha raccontato una versione diversa dalla tua. La mia è quella vera, hai capito? Sei stato fortunato, Pablo. Carogna. Ammazzo! Non vorrete dare retta a uno sporco gringo? Calma, giudicherà il santo. Ti conviene non fare sciocchezze. Maledetto bugiardo! Ortiz! Eccellenza. Sono arrivato giusto in tempo. Eccellenza, Villar ha... Cosa ha combinato ancora Villar? È arrivato questo maledetto gringo a raccontare bugie. Ma insomma, che è successo? Vi siamo molto grati per l'aiuto che avete dato al ragazzo. La rivoluzione ha bisogno di tutti i suoi figli. Non possiamo permetterci di perderli correndo rischi inutili. Dove siete diretto? Allora sarete nostro gradito ospite. Ma eccellenza, è un pistolero. È Killer Kid. Pablo dice che c'è una taglia di $5.000 sulla sua testa. Ramirez lo cerca. Killer Kid. Bene, vi ospiteremo con piacere. Parleremo più tardi, quando vi sarete riposato. Mercedes, fallo sistemare in qualche modo. Vi ringrazio, signore. Io terrei d'occhio la cassa. Questa è gente che ha le mani lunghe. Vado a controllare lo scarico delle armi. È un ottimo combattente. Peccato che a volte tenti di usare il cervello. Grazie, signor. Grazie. Dio vi benedica. Vieni, Dolores. Non avete davvero le maniere di un killer. Si può uccidere un uomo anche con le buone maniere. I governativi stanno dirigendo verso il pueblo. Da questa parte, eccellenza. Dovete nascondervi. Doroteo! Fulgenzio! Sebastiano! Senti, ragazzi, arrivano i governativi! Fate sparire il carro, presto! Chico! Voglio nascondere le armi, andiamo! Portatevi qui il capo!
tu il capo del pueblo? Ai vostri ordini, signore. C'è gente tranquilla. Cerco 2 uomini, un gringo e uno sporco rivoluzionario. Siete il primo straniero che vediamo da mesi. Come al solito, dovunque arrivo trovo gente che non sa niente. Mi conviene parlare, se non riesco a trovare quei 2 faccio fucilare 10 ostaggi. No, siamo gente onesta. Non abbiamo niente a che fare con i rivoluzionari. Radunatevi in piazza tutto il paese! Sta tranquillo, i miei uomini li scoveranno prima o poi. Non c'è nessuno nascosto nel pueblo. Noi rispettiamo la legge. Nessuno ha visto i 2 fuggitivi. Abbiamo seguito le tracce fino alle porte del villaggio. Non me ne andrò a mani vuote. Tu. No. E tu, portateli al muro. Allora, Ortiz. Pronti? Fuoco! Questa è la fine che farete tutti. Chi aiuta un rivoluzionario è un nemico dello Stato. Allora, ti decidi? È troppo, non è possibile. Loro! Quella e quella, al muro! Non dobbiamo intervenire. Noi non possiamo cadere nelle loro mani. Pronti! Voi là, mettetevi al riparo!
soldato. Sono ferito, ho un segreto da confidarti prima di morire. Fermi, non c'è più nessuno! No, m'ero sbagliato. Adesso non c'è più nessuno. Cosa ne facciamo di questi? Di questi? Una morte dolce. Compadres, scavate 3 fosse, poi seppelliteli fino al collo e poi spalmategli il miele sulla testa. Le formiche sono ghiottissime di miele, se li mangeranno a poco a poco. Ma sei impazzito? Sono soldati regolari. E con questo? Sono prigionieri di guerra. Chico, credo che il gringo abbia ragione. Mi spiace, ma le formiche salteranno la cena. Fucilateli. Avanti, al muro. La gente è pronta a partire. Si rifugieranno tra quelle montagne. Ma saranno al sicuro. Non troveresti neanche le tracce di una mandria tra quelle montagne. Io dovrei essere in collera con voi per averci fatto scoprire dai soldati, ma questo ci ha anche dato modo di batterli. Quello che ancora non riesco a capire è perché un uomo incallito come voi si espone al rischio di perdere la vita per una causa che non è sua. È un istinto più forte di me. E poi sono nato con l'anima del rivoluzionario. E non sarà invece per qualche ragione più pratica? Lo farei solo per denaro. Che rovina. Il carro resta fuori. Attenti prima di entrare, potrebbe essere una trappola. Costa cara la rivoluzione. Anche voi avete combattuto una guerra fratricida. Non è mai giustificata.
Povera gente. Maledetti, hanno avvelenato l'acqua. Che cosa aspettiamo? Di farci sterminare tutti quanti? È ora di svegliarsi. Le rivoluzioni si vincono con le pallottole, non si vincono con le chiacchiere inutili. Prima ho bisogno di quei 2000 fucili. Lo hai capito? Se avessi 2000 fucili. Cosa faresti? Ma bastano quei pochi che abbiamo. E dagli ordini, allora. Chico, fai distribuire le armi. Domani andremo a prendere quei 2000 fucili. Per questa notte ci accamperemo qui vicino. E se tornano i governativi? Li tiene a bada lui. Chico, presto, sbrighiamoci! Se prima non gli togli il grasso, ti scoppia tra le mani. Sveglia. Compromettere tutto per poche vite. Senti da che pulpito viene la predica. Mi pare che non ci sia dubbio che fino ad ora quel killer ci sia stato utile, molto utile. Forse. Comunque sta tranquillo, un giorno o l'altro dovrà lasciarci. In fondo è semplicemente un ospite. Se hai dei sospetti, tienilo pure d'occhio. Nessuno te lo impedisce. Non dubitate, eccellenza. È quello che sto facendo. Ma non sei autorizzato a prendere iniziative di nessun genere senza mio ordine. Vero, Vilar?
Come è successo? Da solo non poteva cadere. Il timone è stato spostato. Qualcuno ha messo le ruote verso la scarpata. E chi può essere stato? Chi può essere stato? Il gringo, eccellenza. Ma è assurdo. Che interesse può avere? Intanto per colpa sua abbiamo dovuto cambiare accampamento. Non penserete che sia stato uno dei nostri? Non ritengo che nel mio contegno ci sia niente che possa giustificare il minimo sospetto. Ma essere un killer non vuol dire essere un traditore. Io non ho formulato nessuna accusa precisa. Ma sì che è stato lui, non c'è bisogno di prove. Che interesse avrebbe avuto di stare con noi? È una spia dei governativi, scommetto la mia testa. Chiunque sia stato a tradirci, ho il dovere di evitare che la rivoluzione possa correre altri rischi. Kid, noi vi dobbiamo molto, ma i nostri patti erano chiari. Vi abbiamo accolto tra di noi come nostro ospite, ma l'ospitalità non può durare in eterno. In questo momento io sono soltanto un capo con delle precise responsabilità. Partirete domattina all'alba. Visto, eh? Ti dispiace? Resta con me, Dolores. Festeggiamo insieme, eh? Lasciala in pace, Villar. È un combattente come tutti noi. Te lo ordino. È la prima volta che vi vedo così assorto. Come mai? Che cosa vi succede? Forse siete triste perché dovete partire? Ho la sensazione che vi dispiace. Sbaglio. Ascoltate, Mercedes. Sarò sincero, quando sono stato accolto tra voi ho creduto di trovare una nuova patria, una ragione di vivere. Ho visto morire quei poveri peones, uomini e donne senza un grido, con coraggio. Li avevo sempre considerati degli straccioni senza dignità, senza ideali. E invece hanno saputo morire come soldati. Avreste fatto ancora molto per la rivoluzione. E poi... E poi ho incontrato voi. E ho imparato a stimarvi, ad ammirarvi. Voi siete l'unica che può farmi restare. Ho osservato il santo, avete un grande ascendente su di lui. Cercate di convincerlo. Se avete un po' d'affetto per me. Tenterò. Il capitano Morrison si è dato un bel da fare. Che intuizione. Ho avuto un'idea geniale a fargli impersonare Killer Kid. Eccellente. Ed è stata un'ispirazione coprirlo con una taglia di quel genere. Lo riavremo vivo. Le pallottole non rispettano le taglie. Ma
Speriamo bene, non vorrei perdere un ufficiale così in gamba. Mi permetto di ricordarvi, signor Maggiore, che il capitano Morrison è un uomo tutto d'un pezzo e sa essere completamente privo di scrupoli di fronte al dovere. Riusciremo certamente a stroncare il contrabbando. Io devo usare il ragionamento, la mia esperienza della vita e degli uomini. Non posso permettermi di seguire l'istinto come voi donne, o peggio ancora il sentimento. Ma anche di fronte al ragionamento, all'esperienza, le accuse di Vilar non reggono. Noi abbiamo bisogno di uomini come lui. Un momento, eccellenza. Per colpa sua abbiamo avuto un sacco di disgrazie. E poi siamo costretti a spostarci continuamente. Voi credete in lui, io no. Io non credo a una parola di quel gringo. Patria, redenzione, rifarsi una nuova vita, tutte storie per incantare gli idealisti. Sapete che cosa penso io? Che quello lì vuole solo una cosa, i soldi della rivoluzione. E perché avrebbe fatto saltare le armi? Come? Perché? Per disarmarci, no? Chi vi dice che non sia una spia? O che sia pagato dai governativi? Potrebbe essere. E chi vi dice che sia Killer Kid? Io ho sentito dire che il Kid è prigioniero a Fort Knox. Ecco che arriva il nostro amico. Tu non sei Killer Kid. Sei uno spione. E sei qui per rubarci l'oro. Se sei il famoso pistolero, avanti, dimostracelo. Ramirez lo ha riconosciuto. Ma tu l'hai mai visto il manifesto della taglia? No, ma ricordi che ti ho detto? Ah, già. Ma hai detto qual è la specialità del gran pistolero del West? Su, dillo. Può bucare $1 d'argento a 30 passi col bersaglio in movimento. Magnifico. È una cosa che facevo molti anni fa, da ragazzo. Quando i bersagli non erano uomini vivi, forse non hai più la mano tanto sicura, vero? Il riflesso dei fuochi può ingannare. Chico! È un'arma americana. Dovresti essere avvantaggiato. Ecco il $1 d'argento. Ci vuole qualcuno che rischi la prova. Mi offro io. Mercedes, sei pazza? Va bene qui, Vilar? Sono più di 30 passi. Perfetto, signorita. Su. Fai vedere cosa sai fare. Levatevi in mezzo voi! Gli va tutto bene a questo qui. Ma anch'io so sparare. Anch'io so sparare. Io sono Vilar. Coraggio, campione. Battiti con me. C'è un bastardo di troppo fra noi. Lasciami, cane d'un gringo. Avete intenzione di farlo rimanere con noi, quello spione? Questa è la mia decisione.
Allora cercatevi un altro luogotenente. Al diavolo la rivoluzione, al diavolo i traditori. Io me ne vado. Non sono decisioni da prendere in stato di ubriachezza. Vai a riposare. Domattina avrai le idee più chiare. Vilar, io ho fiducia nel tuo senso dell'onore, non mi deludere. Me ne frego dell'onore. E sputo sulla rivoluzione, non mi fermerete. Che giuro che l'ammazzo. Vuole l'oro, il bastardo. Soltanto l'oro. Grazie. Vilar! Vilar! Cosa c'è? Eccoli, anche Kid è con loro. Sei sicuro di quello che hai visto? Che la Vergine di Guadalupe possa punirmi. Vieni a vedere, stanno per passare. Non se la caveranno senza di noi. Mai. Prepara i cavalli, Chico. A sentire Ramirez ce ne dovrebbero essere parecchi intorno. Non se ne salverà uno se hanno scelto questa strada. Ma sono ormai 3 giorni che siamo qui appostati e ancora non si è visto nessuno. Ehi, guardate là. È un gringo. Deve essere ferito. Se è quello che cerca il tenente Ramirez, ci becchiamo una licenza. Non si regge in sella. Sarà uno scherzo prenderlo. Sembra proprio morto. Se la sono cavata senza di noi. Ormai il Kid si è conquistato il vecchio. La partita non è ancora chiusa. Grazie, ne ho proprio bisogno. Il passo è libero. Secondo gli accordi, entro 2 giorni, Barnes deve ricevere la conferma per la consegna di quei 2000 fucili. Il tempo stringe. Dov'è l'appuntamento? Continuate a non fidarvi di me, eh? E va bene. La consegna e il pagamento delle armi devono avvenire alle grotte di Passo Alegre, se mai ci arriveremo. Adesso Barnes è accampato alla palude salata.
scorterò io, Barnes, alle grotte di Passo Alegre. Non ti esporre inutilmente. Tu significhi molto per la rivoluzione e per me. Sono gli uomini di Vilar. Mercedes! Mercedes, vattene di qui, presto. Raggiungi l'americano. Riposatevi, le grotte di Passo Alegre sono un obiettivo lontano. Grazie. Mi basteranno poche ore di sonno. Volevate accendere, capitano Morrison? O Killer Kid, come preferite. Ci stavate preparando uno spettacolo pirotecnico, ma vi è andata male, capitano. Ho i miei informatori molto in alto. Sei stato individuato, Barnes. Prima o poi ti prenderanno. Starò con gli occhi aperti. Ora sei tu nelle mie mani. Uccidendo me non risolverete niente. Il servizio segreto ha altri Morrison a disposizione. Non preoccuparti. Non sarò certo io a far fuori un ufficiale americano. Sarebbe puerile e poi non potrei riscuotere la taglia. So già come sistemarti senza sporcarmi le mani. Fai preparare gli uomini, ci accamperemo all'alba e viaggeremo la notte. Seguiremo la carta di El Santo. Non vedo l'ora di effettuare questa consegna e tornarmene a Denver. Dopo questo staremo fermi per un pezzo. Con i carri si procede lentamente. Ci vorranno 2 o 3 giorni per arrivare alle grotte. Sarà sicura questa strada? Gli uomini non hanno notato niente di sospetto. Speriamo bene. Stai tranquillo, è soltanto un cavallo. Signorina Hernandez. Vi ricordate di me? Non siete una donna che si dimentica facilmente. Eravate con vostro zio a Denver quando abbiamo combinato l'affare. Non speravo più di raggiungervi. Vilar si è ribellato e ha fatto prigioniero mio zio. Il solito pazzo, non mi stupisce. Non so di preciso quello che è successo. Sono corsa via in cerca di aiuto. E sperate ritrovarlo qui? Voi vi siete impegnato con mio zio? Se questo Vilar ha il denaro e vuole le armi, è un cliente come un altro. A me interessa incassare. Dovrò solo guardarmi da lui. Comunque potete star tranquilla, sarete nostra ospite. Ma non dovete andare alle grotte di Passo Alegre? Certo. E con questo? Il nostro amico, l'americano, è rimasto con voi? Ah, l'americano, è un vostro amico, l'americano. È lui che cercate? Certo che sta con noi. È un ospite assai gradito. Venite.
presente il capitano Morrison. Il capitano Morrison? Capisco la vostra sorpresa. Ha ingannato anche voi, vero? Sì, è il capitano Morrison, nostro brillante ufficiale, che aveva l'ordine di distruggere le armi e colpire alle radici il contrabbando, pregiudicando definitivamente la riuscita della vostra rivoluzione. È un agente segreto americano. Ehi, Morrison, c'è una visita per te, la signorina Hernandez. Mercedes. Il prigioniero è tutto vostro e della rivoluzione. Io raggiungo Passo Alegre e aspetterò lì di essere pagato da vostro zio o da Vilar. Mi dispiace di non potervi aiutare, ma voglio restare estraneo a tutta questa faccenda. Voi saprete ripagarlo come merita. Scendi. Sbrigati. Hai emesso la tua sentenza? Colpevole. Allora, coraggio, che cosa aspetti? Non ti è mai importato niente di tutti noi. La tua missione era più importante. Presto, dietro l'albero! Scioglimi. Tieni. Attento!
È Sam. L'amico Barnes non si fidava di te. Ti odio, capitano Morrison. Sei un uomo spietato. Ma mi servi. Devo salvare mio zio e la mia gente. E solo tu puoi aiutarmi. A me interessano le armi e chi ve le ha vendute. Le armi che vi consegneranno sono americane. Se cadessero in mani governativi, il mio paese potrebbe essere trascinato in una guerra. Io ho un dovere da compiere. Ci sono troppe vite in pericolo. Non si gioca coi sentimenti degli altri. Se vuoi che ti aiuti, nessuno deve conoscere il mio vero nome. È un patto? Sì. Tra poche ore il carico sarà a destinazione. Si intende che lo prenderò io. Sono io il nuovo capo. Sei pazzo, Vilar. La rivoluzione non si fa soltanto con le armi. Ah, basta con le parole. Guarda come ci siamo ridotti a forza di chiacchiere. È arrivato il momento di agire. Vilar, non siamo ancora pronti per attaccare, ma tanto tu non puoi capire. Come sarebbe a dire? Cosa non posso capire? Il nostro compito è semplicemente quello di prendere le armi e smistarle. Non siamo in condizioni di fare altro per il momento. Il nostro quartier generale ha ideato un piano molto vasto e noi non possiamo comprometterlo. Con 2000 fucili nelle mie mani io farò scappare i governativi fino a Città del Messico e gli uomini seguiranno me. Ho mandato staffette in tutti i villaggi. Vilar, tu ti sei impegnato a essere fedele alla rivoluzione. In questo momento tu sei un traditore. Ma sì, sono un traditore. E allora potrei anche farti fuori. Il santo sta bene. È prigioniero nella sua casa. Dolores dice che ci sono 2 guardie a sorvegliarlo. E Pilar? Siamo fortunati, ha dato libertà agli uomini per stasera. Domani si muoveranno. Ha promesso armi e denaro, ha in mano l'oro rubato a Il Santo. Dov'è ora? Nella vostra casa anche lui. La tua gente? Tutto il pueblo è con noi. Si stanno già riunendo. E l'ora? Mezzanotte. Eccomi. Dove sei? Dove sei? Ciumachita, palomita mia, quando mi vorrai un po' di bene? Mai. No. Dolores, non mi dire sempre di no. Io sono buono, io sono bello. No, no. Non mi fare arrabbiare. Non ti gusta l'anello? Se ti voglio sposare, ma perché non mi vuoi un po' di bene? Io sono il capo. Il capo. Ma nessuno mi obbedisce. E allora è inutile fare il capo. Non c'è gusto. Io ti volevo sposare.
È l'ora. Tu vai di là. Gli altri si divertono e a noi tocca montare la guardia. Qualcuno verrà a darci il cambio, no? Già, quando avranno svuotato le cantine di Alzanto. Ma quelli chi sono? Sei tu, Pablito? Ma questo è Sta l'americano! buono, cos'è? È meglio per te. Ma Vilar... Il nostro capo è il santo, o l'avevi dimenticato? Dove sono gli altri? Chiamali. Ehi, Pedro! Garcia, venite, tutti qui! Ma Vilar lo vuole morto. Vilar è finito, Manuel. Tutto il pueblo è in armi. Guarda. Noi credevamo che... Non è cambiato niente. È Vilar che si è impazzito. Noi siamo per la rivoluzione. Fa appostare gli uomini intorno alla casa e aspettami. A Villar ci penso io. Ero sicuro che sareste venuto. E Mercedes? È qui anche lei. Vi aspetta. Siamo ben spalleggiati. Pablo vi accompagnerà da Mercedes. Tutto il paese è con noi. Andiamo. Vilar! Hai il sonno duro, Vilar? Vilar! Bel coraggio. Hai aspettato che dormissi.
T'ho svegliato troppo bruscamente, eh? Non merita d'essere tradito. Sei ancora deciso? Abbiamo fatto un patto. Io l'ho mantenuto. Maledetto gringo. Ecco Passo Alegre. Vai lassù e guarda se il passo è libero. Tenetevi pronti. Pablo, ritiratevi dietro quelle rocce! La strada è bloccata, è inutile rischiare! Portatelo al riparo! Al riparo!
sta combattendo? Parla! Abbiamo attaccato El Santo. Ramirez è impadronito delle armi dei rivoluzionari. Sto andando a chiedere rinforzi al quartiere. Scaricate le armi dai carri e nascondetele tra quelle rocce. Ancora non si vedono. Sì, ma vedrai che tra poco riattaccheranno. È gente decisa a tutto. Sono rimasti in pochi ormai. Ma hanno bisogno di queste armi e noi siamo pronti a riceverli. Se il messaggio è arrivato al comando, tra un'ora al massimo i rinforzi saranno qui. Hanno diritto a un'esistenza migliore. Dovete aiutarli molto. Eccellenza. Eccellenza. Vilar. Signor. Quei maledetti. Io ne ho fermato uno, ecco qui. È un messaggio di Ramirez. Chiede rinforzi. Dice che non può tenere la posizione per molto. Vado a slidarli io. No, Vilar, tu sei un soldato dell'esercito rivoluzionario. Devi obbedire agli ordini adesso. Il capo è lui. Tu sei in gamba, aiutalo. Sì, signor. Grazie, Vilar, amico mio.
Se lo sono scelto bene il posto. Sanno che è imprendibile. Io attaccherei di fronte. Attaccheremo su 4 lati. Rischiamo di far saltare le armi. Meglio distrutte che in mano loro. Cercheranno le armi qui e avranno una bella sorpresa. Villar, tu e i tuoi uomini impegnateli di fronte. Io cercherò di prenderli alle spalle. Pablo, coprimi il fianco. Speriamo che Villar riesca a distrarli. Temi per la tua missione, eh? A questo punto eliminare le armi interessa anche voi. Vuoi lasciarle a Ramirez? Vita mia, Dolores. Bastardi! Figli di cani! alla corda! Butta l'esplosivo!
John. Le armi. Le armi. La... Pablo! Pablo. Mercedes. Mercedes. La tua missione è compiuta. Prenderò io il comando. Ho un debito verso la rivoluzione e verso di te. Io non ti ho mai odiato. E questi? Fucilateli.